Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il comandante veneziano. Allora Fioi, siamo già nel weekend di gara di Guilford. Disastro, purtroppo abbiamo perso il pilota austriaco, la Niki Lauda fa il femminile e non abbiamo fatto un sviluppo della macchina, siamo a meno 4 milioni, adesso la situazione è brutta ragazzi, io finisco questo mondiale, poi vediamo se ci sono altre offerte, valuterò anche altre offerte sinceramente perché questa scuderia è buona però manca sempre quel qualcosa. Adesso vediamo, tanto comunque l'obiettivo chiaramente è vincere il campionato mondiale di Formula 1 e vincere tutti quanti, però dopo, cioè, nulla mi toglie di vincere prima il campionato anche Asia-Pacifico o di Formula 1 e poi quello europeo, li voglio vincere tutti e tre, chiaramente l'obiettivo principale è quello massimo, però fino adesso la vedo dura perché se non vinco quest'anno non so con questi soldi come posso sviluppare la monoposto, quindi come si dice, si può guardare anche attorno per vedere le possibili offerte. Ok. Allora, molto alto l'usura gomme, basso il carburante. Ok, sereno, sereno. Siamo calati molto con le prestazioni della macchina perché basta non fare uno sviluppo, ragazzi, ed è così, vabbè. E niente, Fioi, Dirk mi è piaciuto, ha fatto una buona prestazione, lo confermiamo. E niente, raga, andiamo, ci Ragazzi, becchiamo esco le le prove prove libere libere. con tanta pioggia, ho fatto un po' intermedio, un po' soft. Secondi e quarti, ma contano poco questi risultati. Sono un po' preoccupato, però ho detto che madonna, diluvio puro, noi siamo scarsissimi sotto la pioggia, ma piloti scarsi. È finita, ragazzi. Assetto più 5, e mettiamo con le intermedie, se arriva la pioggia leggera può essere utile. E qua lo stesso. Speriamo deve calare un po'. Guardate l'assetto, va... Mamma mia, ragazzi. Ai 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 ai, devo abbassare un po' qua, penso. Cazzo, cazzo, cazzo. Cosa potremo fare? Ai ai ai, l'è dura, l'è dura. Ma. Full wet, ok. No, ma che cazzo, porca puttana. Ecco, ho paura che ci mangiamo il mondiale. Abbiamo ripeto, quest'ultima botta di soldi poi mi ha fatto capire che non potremo neanche più sviluppare la monoposto. Dire che teniamo così, vabbè, andiamo. Intanto ci vediamo la grafica col diluvio. Madonna, guarda che bello però, Fioi. Ecco che sono anche scarso nelle previsioni perché io non ho sviluppato il centro meteorologico, cioè... Lei è dura, raga, lei è dura. Antonov bene. Antonov già in crisi. Antonov sta prendendo le bombe, Antonov. Però tutti gli altri sono così, a sto punto andiamo anche noi così. Mamma mia, no, con la pioggia siamo delle merde umane comunque, Dir che terzo. No, no, proprio non c'è storia con le... Dai, Antonov, Cristo santo. Vabbè, ciao. Sesto dir che siamo anche fuori dall'obiettivo, evviva, i soldi non ci sono e perdiamo. Forse è stato un azzardo fare il centro di ricerca, lo sviluppo, Niente, Antonov rimane 19esimo, ragazzi. Non c'è niente da fare. 20esimo, madonna, Antonov sulla pioggia è una merda però, Mamma mia, Antonov. Tutti stanno su alto chiaramente, tanto le velocità sono minori, ma Antonov vergognoso sulla pioggia, vergognoso questa merda russa. Delusione più totale, ragazzi. Se la sta giocando meglio Dirk, bravo Dirk, Vara. Guarda la Fox 11esima.
De Oste terzo. Ciao ragazzi, ciao proprio. O si sveglia, è finita per il mondiale, Ma mai visto un scarso, Mamma mia, benedetta del Signore. Iniziamo a risparmiare un po' per non usurare troppo il tutto. Ok. Abbassiamo un po' il giro del motore se non rischiamo di distruggere l'Antonov 15esimo. Antonov ha fatto i primi 6 giri. Antonov, schianto di Alex Roger, safety car virtuale. Ma vaffanculo, va. Anche Fox fuori però. Anche Molly fuori. Anche Molly fuori. Questo può essere importante. De Oste però è terzo. Molly è fuori. E ce ne sono anche altri, perché c'è Gerard così, però. Un po' di fortuna. Adesso dobbiamo stare calmi, relax, come relax. Andiamo al massimo con Dirk. Vai Dircone. Adesso tra un po' forse arriveranno le intermedie. Antonov sempre 13esimo. Dirk quinto, prestazione sublime di Dirk. Complimenti Dircone. Very compliment Dirk, very compliment. Andiamo un attimo sul risparmio. Però teniamo il carburante al massimo. Attacchiamo con Dirk. E poi andiamo a prendere. Attenzione Antonov, vai Antonov. Pit stop. Vai di intermedie. Le intermedie quanto mi durano? 15 laps. Sì, però bisogna capire il meteo. 15 laps. Strategia veloce. Vai. Devo andare anche con Antonov, bisogna andare. Ok. Ok. Mettiamo bilanciata per Antonov e andiamo. Dai ragazzi, pit stop per Boom. Dirk è secondo, ragazzi. Complimenti a Dirk comunque. Dai veloci però. Ai ai ai. Meno male, meno male. Oh, lentissimi Dirk. Antonov 15esimo. Poteva andare meglio. Antonov 15esimo purtroppo. Vediamo la... De Oeste però è secondo, ragazzi. Un giro migliore di Strambi. Le previsioni danno variabile. Deve tirare adesso, Antonov deve tirare purtroppo. Ma siamo fuori anche dall'obiettivo, siamo fuori da tutto in questo momento. No good, no good. Dai Antonov, devi spingere come un porco adesso. Adesso Antonov deve cercare di spingere, Dirk ottavo. Giro record di De Oeste è troppo forte. Vince lui il mondiale secondo me. Dirk sempre ottavo, noi 15esimi, male male. No good, no good. Mamma mia, De Oeste sta volando. De Oeste però ha un ritmo veramente devastante. Io adesso voglio tenere le gomme, non si sa mai. Obiettivo quarto Dirk. Quarto Dircone. Antonov nono. Però è prevista pioggia, a sto punto aspetto con Antonov, la rischio.
Bisogna anche rischiare, ragazzi. Certo che i primi stanno veramente volando, eh. Adesso torna la pioggia, ragazzi. Stiamo andando lenti però adesso. E adesso torna la pioggia. Siamo ottavi, settimi. Ritorna a piovere, questo può essere positivo. Arbeloa ha messo le full wet. Previsto tempo. Che sbore, previsto super temporale, previsto. Pit stop, full wet. Ok. Andiamo di veloce. Dircone lo teniamo in pista un giro in più però. Vai Antonov veloce. Andiamo ai pit. Carburante. Ok. E vediamo se la rischiamo giusta. De Oeste ha già messo le wet. Che sporo, De Oeste è una bestia però, Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non c'è nulla da fare. Antonov 11esimo, Dirk terzo, ma... Dirk quarto, mancano 6 giri. De Oeste terzo alla grandissima. De Oeste se lo va a vincere sto mondiale purtroppo. Ma che sbagliate, Dirk, non rompere il cazzo. Dirk è quarto comunque. Very compliment, Dirk, very compliment. Meglio di Antonov. Antonov sulla pioggia è una pippa. E qua ho paura che le nostre speranze del mondiale se ne vanno, Meno male che si è ritirata la Molly. Dirk è sempre quarto. Però è lontanissimo da De Oeste. Dircone sta tentando un miracolo sportivo. Dai Antonov, provaci almeno. Provaci Antonov. Guarda che diluvio. Dai che possiamo superare un bel po'. Dai cazzo. Niente, la macchina proprio non va sul bagnato. Proprio non va la monoposto sul bagnato. Antonov decimo. Niente, non c'è niente da fare. Con la pioggia Antonov diventa una merda biblica. Merda biblica proprio. Ritiro per Valdes. Attenzione della terza Valdes. Deve essere secondo però. Ai ai ai. Dirk è terzo. Dirk può prendere un podio incredibile. Però Antonov sotto la pioggia è veramente inguardabile. Dai Antonov, niente, non riesce a prenderle. Dai Antonov adesso. Devo guardare Antonov che se Dirk sta facendo qualcosa di memorabile. Dirk, speriamo bene per Dirk. Antonov è nono, provaci Antonov in questo ultimo giro. Bravissimo Antonov, rosicchia più punti possibili Antonov. Cazzo. Carburante. Porca puttana. Non ci voglio credere. Ottavo Antonov. Potevamo finire anche meglio. Vabbè. Grandissimo Dirk, terzo posto, podio incredibile di Dirk. Alla seconda gara. Bravo Dirk. Ho trovato un bel pilota con lo svedesone Dirk.
Respiriamo un po', adesso vediamo se riusciamo a fare qualche miglioramento della monoposto, ma la vedo alquanto impossibile. Vince Johnston secondo, purtroppo De Oste. Grandissimo Dirk però, complimenti, la strategia secondo me più di così non potevo fare secondo me sotto la pioggia. Adesso speriamo che in De Oste magari ha fatto qualche porcata, bisogna pregare. Dai la porcata di De Oste, dai la porcata, dai la porcata. Purtroppo no. Antonov ottavo. Vai. Grandissimo Dirk, complimenti a Dirk comunque. Nel mondiale meno 3 dai, meno 3. Molly Fox crollata, meno 3 da Cristiano De Oste. Nella costruttori sempre quarti. Complimenti a Dirk, Dirk ha salvato veramente la baracca. Complimenti a Dirk che sta salendo bene, cazzo, Dircone sale bene. Guarda che roba, bravo Dirk. Molto molto bene. Levano un po' di soldi, siamo un po' di cassa. Dopo ci risogniamo piloti nuovi perché non avevamo un po' più soldi. Antonov un secondo, che sport, non gira, non gira, raga. Non siamo sfortunati. La monoposto torna su. I piloti così così. Va bene, dai, raga. Raga, sotto il comandante veneziano. Bravo Dirk, complimenti veramente a Dirk. La lotta è dura, ragazzi, con De Oste, Gerard, Johnston, Cavalcanti e Fox un po' più indietro. Adesso la lotta è più a 3, però tutto può cambiare. Raga, sotto il comandone veneziano. Aspettate un attimo, però, le poste. Vabbè. Ah, un'intervista ce la spariamo, l'intervista. Eh sì, un ottimo risultato, bravo Dirk. È un bravo pilota, non facciamolo incazzare. Ok. Perfetto, raga, sotto il comandone veneziano, Tondela, tra 24 giorni. Dai che ci siamo. Ciao!